Saluto a tutti e benvenuti a Contanos, un podcast che pertocca quale sia l'argomento di interesse. In cada puntata un ospite diverso nos conta di una questione che l'aggrada, risponde a una scanta preguntas mesa e nos consiglia pure qualche libro e legere. Tenete vos conto e istentate vos. Belle a tutti nos aggrada da viaggiare. Basicamente come con sorvolo low cost, sos telefoneddos o e internet, è diventato a meda più facile a viaggiare e per su bonu unu viaggigheddu donzi tanto non lo faghimus tuttos. Nos piaga da bide logos, nos piaga da intendere limbas, a tastare mandigos, a bide finza scaras diversas e colores chi non bidimus il logo nostru. Potete essere su unie su Prasor Montes o su sole o ruolo su mare si spiaggia. A bortas ca cosas chi tenimus in Sardegna e tutto, ma un cirigheddu nos aggradagai tot a non lu faghere. Però se preguntades a chi si siada, li preguntades nu e di erbolle mori in viaggio o cannu. Su prur mi penso a narrare belle sempre sul matessi logos. A poite. Capallogo spesso chi pago prus a manco conoschimus, mancari pezzi da sa televisione o da sar fotos in Facebook. A me mi può narrare in media da gradare un bello viaggio in Giappone. Può provare su Mandigu, che la può provare medar voltas in Londra, ma lo cherzo assaggiare in e tutto. E finza sprovviere su Monte Fuji, mescamente a posti schi a Poletto in Asia, da Tiziano Terzani. Questo è un libro che se non l'ha letto e vos interessa, con suo logo, bollo cossizzo. Con questo cherzo narrare che abbiamo un background di informazioni sopra un luogo e dunque si interessu o sa gana di andare a e non viene mescamente dal cusso. Se pensate a città americane, no? Può narrare Los Angeles, New York, un paragone, sono città che accostumiamo a vedere cada dia in televisione da quando siamo creature, sa. E che dunque spesso a tutto non viene gana della sa visitare, provi e si sta berugai su che amor in televisione, chi buffano sempre con un caffè a Barolo, chi gioca in tutto il bette vittura a manna, chi sa si strada sono in manna, sellata, e ben addrezzata. A suo contrario, però, mi pare che va certo logos su un mondo chi ne lo lumena da, che non conoscimus, che ne non lo mentova né in televisione, né in libros e manco in Facebook, non è cada via che non essi. Anzi, si scommetto che si bonnaro del me lo sa mostrare in una cartina, non vi schieder manco bene bene i vesuni, che si bonnaro a pensare a Sasia, ponare come continente, te bor da Conca, si bonnava a pensare a sa cartina e Sasia, però bene, uno pensa da sa Russia, chi erbette cosa manna, sa Cina, chi ergaito tu, bette paese umano, in zosso India, mancari qualcuno prus informaeddu cacata s'Iran e mancari qualcuno vinza sa Mongolia, che nostalgico de quando che vi è su comunismo, ma in mezzo di tutto questo vado un bete tretto umano, 1 milione di chilometri quadrati, un terreno che non acaba mai, che è a sopra dell'India e del Pakistan e a sotto della Russia. Pare davvero che non va per nulla quando pensiamo, e invece s'Asia del Meso, Asia centrale, chi sia, essendo eserente a civiltà che a sa russa, sa cinese, sa persiana e sa indiana, esti stau su colador giù de civiltà hermanas e antigas is storia. So lumener de questos países o mancari finzar facile los ammentare, ca acaban totus in stan, che poi che narrare terra o logo o paese in persiano. Tagikistan, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan. Tutto paesi che non conoscimus però, secondo me, e che a me mi veste di curiosità, mi veste in gana dello sconoscimento. De ischire commenti su e te limbas chistionano e te mandigano, canem lo lumena dai, mi manco capisù.
Finza sul 1991 custos países fian totus sutta s'Unione Sovietica, occupados o repúblicas autónomas, su che chirides, oe no est a faeddare de cusu. Prus aprestu est a chistionare mancare de sa definizione de Asia Centrale chi daian sos sovieticos chi via da custos países, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Kirghizistan e via. Ma a postire dell'indipendenza e de sa fine dell'Unione Sovietica, su Kazakistan puru, si che sta nantu e oggi in dia, secondo l'UNESCO, sos paesi sono custos chimbe. Ma storicamente sono pur antigos meda de surs. Ca tutto questo tretto da sul mare Caspio vinza sa Cina, questa via sa seda. Via un colador fondamentale per il commercio e difatti da questo cominciamo a comprendere poite esas potenze coloniali hanno fatto la guerra in questo luogo, non solo che via un colador per arrivare in Cina e in India, pure che su un paese scarico di risorse naturali, che ha su gas, su petrolio, ma vinza minerali, che ha su rammene e su molibdeno. Adesso poco su chi su 1907 su geografo inglese Halford Mackinder narei che chiesi in che essere alleato questo paese che ti stato comandato sul mondo. Ma tanto poi teschi non dischiamo belle nugget di questo logo, sono logos antico ormai come tapponato, un canacattau resto che te ne più determinano di storia. E già su batto schento avanti Cristo la civiltà sogdiana cresché pure grazie al suo commercio tra la Cina e Europa e fra i città del famata che a Samarcanda e Bukhara ponar. I sogdianos apparenti sul popolo principale in questo luogo fin annessi al secolo XVII, a Sottigentos, a pustir de Cristo, quando l'impero musulmano de sos Ommaiades a primo e de sos Abbasides a pusti arribano e islamizzano sta a narrare che giugano la religione musulmana in un luogo che vede stato pagano vinzasatando. E in questo secolo che in questo paesi e città nascheini scienziati famados e chi pensavano sempre che viano arabos o persianos che scrivono in arabo o in persiano, questa lingua come al Kawarizmi, Bairuni, Farabi, Ibn Sina, che poi si nada a Vicenna in italiano. Tutto questo venivano da questi paesi. Resta pustis che arrivano sul mongolo di Gengis Khan sul 1250 e perdono i imperi musulmani in Asia, che questi paesi che perdono questo ruolo storico che tenivano in antesi, pezzi un pago su Timur-Lang, che è Tamerlano in italiano, resessin a tornare a tenere a suonessi la città di Samarcanda un pago di quel ruolo storico a ultimo del 1300, ma non dura a meda. A con la ricue per il commercio dunque se diventei più caro e posti si storia della via seda e dei commerci sul mondo cambiano, ma non per l'Asia centrale via, per tutto, che quando gli europei arrivano in America sul 1492, dall'eschimus cambia tutto, ma vince che gli europei cominciano pure a aderezzare in Asia con l'ende sul mare, a fuori dell'Africa, e dunque servias antiche del suo mercato e dei suoi commerci sul Mediterraneo e Asia perdono di importo e dunque l'Asia centrale pure da essere sul centro del suo mondo come nel sul Medioevo che diventa un luogo atteso e sperdio hanno caprusi imperi forti e potenti sprainados comandando questi territori che via però è impero per un minore sor cinesi a un'ala sos persianos a Sattera a furro di questo territorio sonale e dai Susu cominciai pure a scambiare sos russos e l'impero di Zar che fia d'incherta sempre di imbucare e di occupare questo luogo sono incruzando in meda la storia, ma che non entrare bene su conta, Savine sono russo, resessini alle aree su comando in Asia centrale e sottigentos, e su secolo XIX. E sti no che comincia la storia moderna di questo paese, tutti i paesi che conosciamo in die, che per esempio vado in Nantesi, e che non esistia in Galo, come paesi indipendenti o vinzas in lacanas entre isos e in frontieras entre isos e dunque sos russos e sottigentos allumene li ponene pezzi Turkestan non fiana questo schimbe paesi che ha po' lumenata innantisi fia da una regione dell'impero russo che si naraia da Turkestan e sta narrare su paese dei sos turcos poi te dei sos turcos e te che entrano sos turcos
Turkestan che narrere gio paese de sos turcos, ca custos populos faeddan totu limbas aserentes o assimizzantes a su turcu. Custu francu sos tagicos, de su Tagikistan, ca issos chistionan galu como in persianu. Li naran limba tagica, ma è spinte filau a su persianu, mancari li scriian is alfabetu cirillicu, ma es persianu. S'imperu russu però is ottighentos si pasa di cu in Asia centrale, non imbuca né in Afghanistan, mancari essere debile e serente a custos paisos, ma decididi, de accordu con sos inglesos, de lu lassare commente un paese in mesania a metà de intras India, e noi comandaias imperu britannicu, e s'Asia centrale tutto. E noi longhi a mancu cara Oriente, ca sos russos si ponene de accordu puru con sos cinesos, e li lassana sa chi è sa provincia de su Xinjiang, in cui viven sos Uigur, chi di sicuru azis intesu ca es una de sas minorias musulmanas chi su Stato cinese chirca de islamizzare. Dae tando is ottighentos custall'àcanas e frontieras a barra s'armatessisi e naschi s'Asia centrale commente oe podimus narrere. A su cominzu s'imperu russu non teneva interesse a cambiare né si stile de vida né sa politica de custos países, e in prusu non che viat una resistenzia politica contra sos russos, ca a pustis de seculos de isolamentu sa maioria sa gente non ischiat né a lezere né a iscriere, comandaiat su logu sas autoridades religiosas musulmanas, fiat una debilesa economica ma culturale puru podimus narrere. E solo a pustisi a ortimos de s'ottighentos chi sa Russia cambia s'economia de custa zona por su torra conto s'imperu e sta a narrere chi commenta tutti sos imperos colonialis e te vaghere. Comincia ad abbogare a si che leare sas materias primas che a custa zona le scarrega isticcu. E comincia pure a perrere iscolas russas, in cui si impara su russu e letteratura russa. Sas elite de custos logos commenti in atteros logos puru, in cui veste una debilesa culturale e economica, pustir de essere stados isolados dentro de imperos mannos e minores, fortes e debiles, custas elites si identifican a bellu cun sa cultura e s'istoria russa, e ca forsis no aian cussenza de s'istoria soro, custas elites sviluppan un orgoglio de fagher parte de s'imperu russu, ca aviat un imperu mannu, ma finzas un orgoglio de faeddare sa limba russa e totu, de connosche sa letteratura russa, che già dischimus est una letteratura ricca a meda. Custu capitat mescamente in Kazakistan, chi però es un s'unicu populu chi at una lacana cun sa Russia e chi mancariga sun finzas a su primu populu chi sviluppa cussenzia de sa limba e de s'identidade sua kazaka e aperidi sas primas iscolas in limba kazaka. A pustir de sa prima guerra mondiale, cando su 1917, a pustir de sa rivoluzione bolscevica, s'imperu russu diventa da l'Unione Sovietica, e tutti questi paesi fiano una cosa e via, come tappanado non baia sar frontiera si conoscimus oendi e vie su Turkestan dell'impero russo. Questa lacana la sponen esos sovieticos e tutti, sos annor 20 e 30 de su noientos. Ca mancare vian debiles e non fiano un popolo e via con una limba comuna, però e tenian cosas in comune. Mancari gais, a maioria, belles 90% fiana e sungalu como musulmanos, e su prus fiana populor de limba o de zenia turca, come da ponau, no franco sos tagicos, son totu populos che faeddan a limba serentes a su turco. E infatti si può affocare cale sia disizzu de indipendenzia. Primu, su 1924, nasce la Repubblica Sovietica dell'Uzbekistan, appustisi su 1925 su Turkmenistan, su 1929 su Tagikistan e su 1936 su Kazakistan e su Kirghizistan diventano per la prima volta storie solo stati mancare non indipendenti ma repubblicas in intro dell'Unione Sovietica con forma all'accanas a frontiere che esistono oggi. In prosite vagheni, che se reini, sar moscheas e sas scolas islamicas privadas, e sicuramente l'Unione Sovietica è tutto fia sola e isolata da giuristi sul mondo, mescamente in questi anni, sono musulmani in questi paesi che abbarrano serrados dentro di questi stati, di questo impero sovietico, ma mescamente fuori da esas correntes, de esas cuntierras e de esas debatas de esos musulmanos sul mondo. In Prusso soviéticos, come a tutti i regimes autoritarios, totalitarios, dittatoriales, inventano un'istituzione nuova, inventano su Sadum, e sta a narrare una amministrazione spirituale dei musulmanos in Asia centrale. Ed è tramite su Sadum
che su governo de Mosca decidia da chi vian sos mufti, sos imam e sas atteras autoridades islamicas in custos chimbe países. E si pode pensare, custos mufti su traballissoro via da vaghera modu chi sa politica sovietica essere tentu una giustificazione islamica, chi sos musulmanes di custos logos non essere considerati su governo sovieticu anti-islamicu, commente vagheini, tramite sar fatwas, chi solo un mufti sta a narrare un espertu de sa religione islamica, un'autorità de sa religione islamica, poden bogare, sono i parri religiosos chi scetti custas autoridades poden bogare. Mancari gai però, e mancari su governo sovieticu si vantaiat de custu sadum comente unu simbolu de libertade, de diritos pro sos musulmanos, c'aia praticas e tradiziones islamicas chi custos musulmanos e totu podian faghere pezzi a cua, a sa cuada. Pro narrere podian interrare sos mortos cu forma a sa manera islamica, solo faghende la sa cuada. Ma atteras cosas puru. Però una cosa buona la vaghei s'Unione Sovietica, sta a narrare, ma già li schimusu, chi sendo un'economia comunista aggiudaia s'economia di custos istados o cu sa punna dell'arfaghe creschere, pochino essere da barrado per una disuguaglianza intre sa Repubblica Sovieticas, intre Republicas riccas e Republicas poveras che accustas. In plus custas fiat Republicas chene infrastrutturas e appunto de no aere pro nudda un'economia isoro. In cambio però donaian sa ricchesa de su territorio isoro, su cotone de su Uzbekistan, sos minerales e su gaso de su Kazakistan, etras de terrinu chi ponian a faghere esperimentos nucleares e chi galu como lassan trassa s'ambiente e sa salute de sa gente. L'Unione Sovietica aviat un'economia centralizzata, già li schimus, dunque tutto di torrare a Mosca, e dunque de sa ricchesa de su territorio a custos paesi li s'abbarraia a pago. Però mancari gai non pedian s'indipendenzia, pro non perde sos aggiudos economicos e pro non perde sa seguresa finzas militare chi s'Unione Sovietica li davat. Pro narre si sfruttamento de sa terra e de sabba de su lago d'Aral, che sta a metà intra Uzbekistan e Kazakistan, e fiat un tempus mannu, bete, lago mannu de 68.000 km quadrados lampu, 68.000 km quadrados este belle 3 volte a mannare a sa Sardegna, o è custu lago d'Aral che è bello tuttusicadu, e non bes prus, ca sos rios chi ghettaian su lago sun istados irviaos, ca servian pro abbare sos campos de cotone a coltivazione intensiva che caia in Uzbekistan. A postire su 1991, quando scorria da Surs e su naschi da sa Repúblicas Independentes che conoschimus e a su cominciu pariat che s'erano annalle cara sos diritos umanos, sa democrazia, sa libertade, ma no ergai, ca sas matessis elite chi comandaian cando che via Surs sono barradas sicue. Basta di ammentare che a postire su 1991 tre de custas repubblicas, su Turkmenistan, su Kazakistan e su Uzbekistan, a postire di s'indipendenza hanno mantesu su matessi presidenti. Su 1991 Sapar Murat Niazov fie su segretario del Partito Comunista Sovietico Turkmenu e presidente della Repubblica Sovietica del Turkmenistan, fie un dirigente sovietico, ma a postire di s'indipendenza, quando su Turkmenistan che stessiu, è diventato isso il primo presidente del Turkmenistan indipendente. E che tutto hanno fatto Islam Karimov in Uzbekistan e Nursultan Nazarbayev in Kazakistan, mantenendo la matessi politica dei nantisi, mancare non siano più repubblicas comunistas, però il sistema politico sta barra su matessi. E dall'umanno, galo è questi paesi barran serrados, con pagos contatos con il resto del mondo, comandato dai governi più dittature che non atteru, e con un'economia depressa, mescamente che mancari tenzano sempre con la ricchezza su terra, su buono sul terreno boido, desertos, e che mancari a panisterri del terreno umano va pago gente. Su Turkmenistan e su Kirghizistan può narrare tenere a fuori di 7 milioni di abitanti, su Tagikistan 10 milioni e su Kazakistan, che è uno dei stati più umani del mondo, tiene 20 milioni di abitanti e via, e su Uzbekistan 36 milioni. Ma pare meda, no? Su 36 milioni di su
de Uzbekistan, ma va a badia esa mannaria de questi paesi, esa densidade de esa popolazione. E mancari siano stados in intro de Unione Sovietica totalitaria e centralista prur de 100 annos, tra Unione Sovietica e Impero Russu, che zonar prur de 100 annos, tutti questi paesi hanno manteso all'invesoro. Est intrau finza su russu, basicamente s'arzitades, però su kazako, su turcmeno, su kirghizo, su uzbeku, tutto limbas serentes a su turcu, sono tornadas a diventare limbas ufficiales, e gai tutto su tagiku, che sa viene riguarda su persiano, che va in Iran e in Afghanistan, e torna a diventare ufficiale. Che da aumentare pure che su persiano lo cristiano finzasi in altra regione di questo paese, ossia per non tutta la zona fuori di Samarcanda e Bukhara in Uzbekistan, si intende prusu vai dando in persiano che no in russo o in uzbeko. Samarcanda e Bukhara sono due città che hanno manteso un'eredità culturale manna e antica che si vede sos palazzi e sar moscheas, però sono finza luoghi che hanno manteso un'eredità sovietica che si vede mescamente sas capitales di questo luogo, Ashgabat in Turkmenistan, Ponarre, che è questa città tutto bianca, Kikina, Astana in Kazakistan, Bishkek in Kirghizistan e Dushanbe in Tagikistan. Dushanbe poi che era Narrellunis, che sono un mercato importante in questa città del tempo. Non riesco, ma Deo tengo ganas di mi fare un viaggio in una di queste città, capo bete curiosità de manna e bete desiderio de mi vide son logos che non intendo a sa gente mento vendelos e che hanno una ricchezza storica, culturale e di civiltà che non conosciamo secondo me. Has ascoltato Contanos, un podcast che pertocca calesi sia questione di interesse. Se abbaidate in descrizione di questa puntata, vos ha polassato unos cantos a cappios e ligámenes, però conosco meglio questa questione che abbiamo esterri di voi. E fizza sul riferimento a sul libro che ha commentato e accattate pure email mea se mi voliesi inviare pregunte o commenti. Questo podcast l'ha provato Deo, Alessandro Columbu, con l'aiuto dei suoi ospiti e via. Adios.